Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, sono uscite le nuove magliette. Il 10 ci sarà la presentazione ufficiale delle nuove magliette. Però signori, sono iniziati ad uscire i leak, gli spoiler, chiamatelo come vi pare, su queste nuove magliette. Naturalmente io ve le metterò qui, naturalmente, così le potrete vedere nel dettaglio. Ragazzi, che dire? Per prima cosa mi raccomando, vatti a iscrivere al secondo canale che è gratis anche quello. Trovi TikTok, trovi tutto aggiornato, tutto, quindi ragazzi trovate tutto, trovate tutto. Signori, iniziamo a parlare un po' di queste nuove maglie, perché ora partiamo da quella azzurra, che mi faccio più qua così ve le posso mettere. Signori, la maglietta azzurra è veramente, veramente tanta roba. Ricorda molto, come potete vedere, la maglietta Diadora, quindi tanti anni fa, ragazzi. Come potete vedere c'è MSC, non c'è più Lete dopo 18 anni, il Napoli abbandona Lete. Allora, premessa, queste secondo me sono magliette TAI. Che significa maglietta TAI? Magliette non ufficiali, magliette repliche da parte di terzi non autorizzati dal Napoli. Allora, la maglietta, ora per farvi capire, questa maglietta qui è originale 100% SSC Napoli, la maglietta gara ufficiale. Questa maglietta qui è una maglietta TAI importata dalla Cina e quindi non originale. Come potete vedere i dettagli, si vede la differenza di tessuto e di tutto, quindi per questo io vi dico, queste magliette che vedete qui saranno sicuramente diverse, le tonalità di azzurro sarà diverso, forse cambierà la spallina, non lo so, però non sono troppo convinto che queste siano quelle ufficiali al 100%, quindi questa è una maglietta TAI, come potete vedere le N sono diversi, i loghi sono diversi, c'è un mondo diverso rispetto a quella originale da 125 euro, questa costa 20-30 euro, non mi ricordo nemmeno quanto costi. Comunque partiamo da questa qui azzurra. La cosa che ti dà più all'occhio è quel tricolore, quindi al petto, però c'è quel colletto così con quel tricolore e quelle maniche con il tricolore e sinceramente non mi fa tanto impazzire, non mi fa veramente impazzire il tricolore sul collo e sulle maglie, forse più sul bordino qui mi piace, ma sul collo lo vedo troppo eccessivo, ragazzi. Come detto, c'è MSC, non ci sarà più Lete e come sponsor di manica, ragazzi, non ci sarà più Amazon ma ci sarà eBay a quanto pare. Poi bisogna vedere quanto siano vere queste magliette. Logo Napoli come ce l'abbiamo qui, ragazzi, all'interno della maglietta, e poi c'è questo bordino bianco che praticamente ti va a ricoprire questa parte qui, questa doppia patch che il Napoli dovrebbe mettere. Passiamo alla maglietta bianca. Maglietta bianca bellissima, contrasto, secondo me sarà un blu scuro, ragazzi, vista la scritta MSC penso sia un blu scuro della MSC, anche il colletto vada a richiamare questo colletto blu o blu navi, ora non mi ricordo di preciso come si chiama. Tanta roba questa, tanta roba, ragazzi. Vesuvio sullo sfondo, Napoli in basso, è veramente bella, è veramente bella questa bianca. Anche qui, come potete vedere, ci dovrebbe essere anche in questa maglietta, ragazzi, il logo Napoli sotto. Dietro leggo UPBit, una cosa del genere, quindi non so se poi sarà quella originale con questo sponsor così, staremo a vedere. Se però vedi, io già qui non ve leggo la scritta eBay, quindi possibile che questa sia un leak anche questo, comunque staremo a vedere. Passiamo alla maglietta che ha sorpreso di più, ragazzi, e questa, questa è veramente bella. Quando io vi dissi passiamo il logo del Napoli con la maglietta scritto campioni d'Italia in questo modo qui, e ragazzi forse mi hanno ascoltato, perché come potete vedere il logo del Napoli è dorato, è bella, è bellissima veramente questa qui. Molti hanno detto questa sarà la maglietta più bella, è la maglietta più bella negli ultimi 10 anni che il Napoli ha presentato. È bella perché c'ha questi bordini in oro che meritano veramente tanto, ma meritano veramente tanto, ragazzi, questi bordini in oro. Non so però sinceramente queste cose tribali a cosa servano, sono sincero. Non riesco a concepire il nesso tribale e Napoli, però questa qui
non riesco a capire se è un grigio scuro. Di sicuro questa sarà la maglia del portiere, sono convinto al 100% che questa sarà la maglietta del portiere. Ci sarà questa e ci sarà quella verde e poi ce ne dovrebbe essere una completamente arancione, quindi questa qui dovrebbe essere, penso sia la maglia del portiere. Tralasciando questo, ritorniamo per bene, così tanto ne parliamo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di queste magliette, ragazzi. Io sono sincero, la prima maglia non è che mi piaccia tanto, poi bisogna vederla addosso, perché anche questa, io quando uscì questa dissi hanno fatto un lavoro magnifico. Ecco, forse Valentina De Laurentiis non si è spinta oltre per non rovinare lo scudetto sulla maglia, però vi ripeto, questo bordino bianco che andrà su questa maglietta mi ricorda molto la maglia della Diadora, anni indietro, se non sbaglio il primo anno di Serie A di De Laurentiis, mi ricorda molto quella maglietta lì della Diadora, molto, in effetti molti hanno detto ma che siamo tornati a Diadora. Quindi i prezzi non si sanno, i prezzi non si sanno. Le maglie ufficiali saranno sicuramente profondamente diversi. Parliamo sempre di Emporio Armani, quindi Armani quando mette qualcosa fa sempre qualcosa in più. Io penso i prezzi rimarranno quelli, 125 euro come è stata questa qui. Quelle repliche di sicuro costeranno 45 euro, 60 euro, ma non mi ricordo. Comunque su internet le trovate, basta scaricare qualche sito giapponese, cinese e le trovate tranquillamente. Ecco, fatemi sapere voi cosa ne pensate, di queste magliette. A me sinceramente piacciono, non mi fanno tanto impazzire quella azzurra, però la dobbiamo vedere addosso. Quella bianca con lo sfondo del Vesuvio e Napoli sotto è tanta roba, ma soprattutto quella nera, quella nera io mi prenderò la maglietta replica, la maglia originale la prenderò di sicuro e di sicuro la incornicerò. Non so se prenderò un'altra maglietta azzurra per incorniciare quella e tenermi l'originale a me e quell'altra la metterò esposta, non lo so. Comunque vediamo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché è stato tutto imprevisto. Questa mattina ho aperto Twitter e ho detto ma fammi vedere a tutela della maglia se ha messo qualcosa, boom, boom, e sono arrivate queste magliette. A me piacciono, tranne quella lì, scusate mi sta scolando la lavastoviglie proprio adesso, stavo dicendo, tranne quella lì azzurra che forse andrà migliorata un pochino. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre comunque forza Napoli e mortacci della lavastoviglie a questo punto. Ci vediamo in un nuovo video, sempre comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926, ciao